Buongiorno telespettatori di Tele4, benvenuti all'anteprima del telegiornale delle 13:20. Quest'oggi siamo in compagnia della dottoressa Margherita Paglino, che è presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Trieste, e del professor Paolo Manganotti, che è direttore della struttura complessa di clinica neurologica di Asugi. Grazie agli ospiti per essere venuti nella nostra anteprima, appunto per parlare di un appuntamento che è in programma la prossima settimana, nel pomeriggio di lunedì, all'Urban Center di Trieste. L'Urban Center è in Corso Cavour. Il riferimento migliore è vicino a Mirella, perché così capiscono tutti, se no si impazzisce. E il titolo del convegno è Prendersi cura delle donne, medicina di genere nelle malattie neurologiche. Cominciamo, anche per dovere di cavalleria, professore, con la dottoressa Paglino, che se non mi sbaglio aveva annunciato questo appuntamento qualche mese fa, quando ci eravamo visti per l'ultima volta. Esatto, sì, ero venuta qui e avevo annunciato appunto tutte quelle attività che erano state votate e promosse dalla Commissione Pari Opportunità del Comune di Trieste. Una di queste attività, tra le più importanti, era appunto la realizzazione di questo convegno molto importante, perché dà seguito a quello che è un progetto a respiro nazionale. Infatti, con la legge 3 del 2018 in Italia viene riconosciuta la medicina di genere. Poi dopo hanno appunto incaricato i ministeri di fare i famosi decreti attuativi, che non sono altro che piani per rendere concrete queste iniziative che riconoscono appunto e danno spazio alla medicina di genere. Noi, essendo un organo che promuove sul territorio politiche di pari opportunità e di genere, abbiamo appunto dato seguito a queste indicazioni e ideato e promosso questo convegno. Come si strutturerà l'appuntamento, professore? Che poi mi pare che la parte scientifica è proprio curata da lei. Sì, ma l'evento è essenzialmente strutturato affrontando una parte, non tutte, ma una parte delle patologie neurologiche, dove la parte del genere femminile ha una rilevanza e soprattutto alcune patologie hanno una particolare espressione nel genere femminile. Pare impossibile che adesso, a distanza di anni, sì, va di moda, è venuta la legge, però le faccio un esempio rapidissimo. Gran parte dei clinical trial sono stati fatti sull'uomo, addirittura alcuni modelli sono solo sull'aspetto maschile. Oggi come oggi abbiamo sempre più consapevolezza di alcune patologie dove effettivamente il genere femminile ha un peso importante. Comunque l'evento si strutturerà su patologie che sono legate a malattie degenerative, alle cefalee, alla sclerosi multipla e alle patologie vascolari. Ho capito. Perché un convegno su io so già la risposta, ma devo comunque fare la domanda. Perché il convegno, perché questo tipo di problematiche poi hanno anche una rilevanza sulla vita sociale. Esatto, esatto. Infatti all'interno del convegno ci sarà anche una parte dedicata allo stato emotivo, come questo magari può influenzare o esacerbare alcune patologie. Perché il convegno? Il convegno perché appunto per incidere, volendo appellarci ai decreti attuativi, l'intenzione e lo scopo è quello sia di formare da una parte studenti universitari in medicina, ma anche medici e operatori sanitari, ma non solo, anche sensibilizzare la cittadinanza, e quindi il convegno sarà aperto anche appunto a ingresso libero a tutta la cittadinanza, che vorrà venire un po' a capire e iniziare a prendere le misure con la medicina di genere, che come giustamente diceva è anche dal punto di vista, è una questione anche sociale, infatti è una questione trasversale. Pensiamo ad esempio all'obiettivo che ci poniamo noi sul territorio di far entrare la medicina di genere attraverso queste iniziative di sensibilizzazione e formazione nel welfare. Certo. Qual è il vero significato cioè il vero significato, nel senso il significato concreto di medicina di genere? Che cosa si intende?
per medicina di genere si intende una particolare attenzione a tutta quella che è la fisiologia e la fisiopatologia della donna, dove è data per scontata, si è data un po' per ovvia, si è sempre studiata, non è vero che non si è studiata, per oggi come oggi abbiamo maggiori evidenze e soprattutto maggiore attenzione. Faccio un esempio pratico per essere concreto. Ci sono tipi di cefalee che si verificano soprattutto in relazione ai picchi estroprogestinici, lo sappiamo. Faccio un altro esempio. In alcune patologie, come ad esempio la malattia di Parkinson, le terapie hanno un dosaggio diverso nella donna rispetto all'uomo, quindi proprio una fisiologia diversa. E quindi c'è una maggiore attenzione per ricalibrare il dosaggio dei farmaci. In alcuni casi deve essere dato meno dosaggio, in alcuni casi si prende punto per punto, adesso non dobbiamo, come sempre, poi quando si afferma una cosa c'è un rebound generale, però c'è una maggiore attenzione. Questi sono, oppure, ad esempio, altro esempio pratico, nella sclerosi multipla, che è una patologia che ha avuto un cambiamento perché abbiamo nuovi farmaci, gli anticorpi monoclonali, soprattutto nelle giovani donne, c'è un'attenzione altissima per la gravidanza e le patologie di nuovi farmaci e la patologia. Penso di aver dato un'immagine chiara. È chiaro. Invece volevo chiederle, al di là di, vediamo anche se formulo io la domanda in modo chiaro, al di là di diciamo, patologie che possono essere in qualche modo collegate, che so, ad un certo tipo di lavoro piuttosto che a un altro, ci sono delle patologie più tipiche della donna? Al di là di quelle che possono essere per forza, insomma. Ma c'è l'osteoporosi, per esempio? Beh, adesso ha citato un argomento classico, ma io sono neurologo, è giusto che rimanga nel mio campo. Allora, sì, ci possono essere delle patologie dove c'è una prevalenza di tipo femminile, come ad esempio le cefalee, le emicranie, tipico, come anche la sclerosi multipla. Ecco, quindi ci sono alcune patologie dove c'è una prevalenza. Oppure se dobbiamo pensare a lavori, qui entriamo in un altro settore, però è un altro argomento, è chiaro che settori che sono usuranti possono creare delle patologie più legate, no, al nervo periferico, alle carpale, alle radicolopatie, ecco questo rientra in una maggiore, diciamo, fragilità della struttura oppure nei lavori ripetitivi, però questo è un altro discorso più legato alle attività professionali. In realtà siamo molto attenti anche in prospettiva a quelle che sono poi, no, l'indagine genetica, dove sicuramente avremo, come c'è già in oncologia, come c'è già in altre patologie, anche per la neurologia progressivamente avverrà questo e quindi avremo una maggiore valutazione di quelli che sono gli effetti, no, predittivi nella donna rispetto all'uomo. Torno sul discorso sociale, perché immagino che poi i risultati, insomma, della discussione verranno valutati anche da questo punto di vista, no? In prospettiva di, non so se poi verrà realizzato non penso che il convegno finirà là. No, non finirà là, anzi è solo l'inizio di un percorso che andrà anche ad abbracciare altre, appunto, materie della medicina, ma sicuramente di sottofondo, come giustamente lei dice e vuole tornare, c'è anche un aspetto fortemente sociale sul quale noi andremo a incidere e a impattare. Ad esempio, pensiamo come la medicina di genere sia anche non solo per la differenza uomo-donna, pari ma diversi, ma anche per quello che riguarda la differenza socioculturale. Pensiamo ad esempio ai ruoli e le aspettative legate al genere, come questo può influenzare la medicina di genere o come può influenzare la comunicazione medico-paziente uno stereotipo, o ad esempio al reddito. Sì, cioè c'è tutta una filiera di discorsi ulteriori
che fanno si parte, collegano che alla si medicina collegano di al- genere in maniera appunto trasversale e dal punto di vista socioculturale. Tant'è vero poi anche che alla fine del convegno c'è proprio una tavola rotonda che riprende quello che abbiamo detto all'inizio, cioè patologie e donne, siamo pronti per un differente approccio. C'è un punto di domanda che è messo a caso o... No, è messo lì in maniera chiaramente, come dire, investigativa e di riflessione interiore, perché di fatto, come sempre si dice, si parla, ma poi si fa fatica. E si fa fatica per 1000 motivi, oppure anche per abitudine. Parlo per i medici. Chiaramente il medico, l'università è proiettata per la formazione e la formazione è fondamentale in questo ambito. Ricordo, tra l'altro, che la medicina è prevalentemente femminile. Oggi come oggi abbiamo più dottoresse che dottori maschi, ma questo è un bene. Il mio medico curante è una donna, è un medico santa donna, curante, ma ci sono le studentesse, sono tutte assolutamente brave sul pezzo. Quindi, però talvolta anche all'interno del mondo medico femminile non c'è la stessa consapevolezza. Sono forme, no, in questi grandi sistemi di abitudine, anche se c'è coscienza, quindi è sicuramente una cosa importante. Forse, ecco, anche qui, se devo fare un esempio molto semplice, più sociale che medico, però si vede la differenza quando, e probabilmente è anche generazionale, quando un paziente neurologico ammalato è seguito da una donna o una donna che ha una patologia neurologica è seguita dall'uomo. Con tutto il rispetto, sono proprio due mondi differenti, cioè e sicuramente cambierà. Quindi anche l'assistenza, anche la modalità è proprio differente, ma lo sappiamo, quindi siamo pronti, siamo molto più consapevoli di questo. E la medicina sta facendo molta attenzione anche sulle terapie su questo. Che per partecipare al colloquio per partecipare al convegno bisogna iscriversi in qualche modo oppure... Allora abbiamo strutturato un po' così per dare appunto la possibilità a tutti di partecipare. Intanto chiunque può presentarsi, è ingresso libero e non c'è bisogno di iscriversi. Diverso è per chi appunto ha necessità e desiderio di vedersi accreditare crediti ECM, quindi medici o operatori sanitari o studenti che vogliono vedersi riconoscere dei CFU. In questo caso potranno, se proprio non riescono ad accedere ai link dove si possono iscrivere per accedere appunto e vedersi riconoscere l'attestato che verrà rilasciato in loco, comunque se dovessero avere problemi a iscriversi attraverso il link basta presentarsi e comunque noi faremo in modo di rilasciare l'attestato, di registrare la presenza e di rilasciare questi crediti. Diciamo che per questo con noi ha collaborato sia infatti oltre ad Asugi che ringrazio il professor Manganotti di aver accolto subito in maniera propositiva questa idea di convegno e di esserne stato il coordinatore scientifico. Ringrazio anche l'università nella figura anche del professor Murena per i CFU e appunto per aver dimostrato la sensibilità e aver collaborato anche attraverso i CFU e la FIALS che si è occupata della parte dei crediti ECM. Però ci tengo a dirlo che è importante, non bisogna essere iscritti alla FIALS per poter ottenere i crediti, fanno solo da tramite con la piattaforma concessa gentilmente, ma possono iscriversi tutti. Ultima riflessione con il professor Manganotti, iniziative come queste vedono la co-organizzazione, poi dopo in diversi gradi logicamente, di comune, Asugi, università eccetera. È una novità sotto certi aspetti, no? Vedere le istituzioni che collaborano, ma soprattutto le istituzioni che collaborano per questioni di tutti i giorni. Penso che sia fondamentale, penso che sia anche in prospettiva la scelta giusta e penso che tutti noi nell'ambiente sanitario siamo assolutamente orientati a una collaborazione con quello che sono tutti gli enti e le strutture che sono dedicate. Per noi
E abbiamo anche una missione, la terza mission, cioè certo, soprattutto per la parte medica, di avere la capacità di comunicare, divulgare, spiegare anche le criticità con tutta onestà e quindi cercare anche di risolvere insieme a quelli che sono tutti gli enti. Penso che sia assolutamente così. Allora io ringrazio i miei ospiti, vi ricordo soltanto che tra l'altro di sanità parliamo anche a Ring questa sera con un'intervista con il professor Luca Antonini, vicepresidente della Corte Costituzionale. Gli altri ospiti poi saranno Laura Fasiolo del PD, Massimo Morettuzzo del Patto per l'Autonomia, Stefano Balloch di Fratelli d'Italia e Maddalena Spagnolo della Lega per il dibattito politico e poi il sondaggio riguarda la vexata questio del terzo mandato. Ricordatevi questo appuntamento Prendersi cura delle donne, lunedì 23 giugno a che ora comincia? Alle 15 iniziano le registrazioni, fino alle 19 e dopo a seguire ci sarà un rinfresco. Ok, grazie a Margherita Paglino e al professor Manganotti. Grazie a lei. Buon lavoro a tutti e due. A lei, grazie. Adesso noi andiamo in pubblicità e poi il telegiornale delle 13:20. Buongiorno telespettatori di Tele4, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale che si apre con la cronaca. C'è stato un incidente stradale tragico questa notte sul raccordo autostradale triestino. Un camionista turco di 32 anni è sceso dalla cabina del proprio tir in seguito ad un'avaria ed è stato travolto mortalmente da un'auto. Non è servito a nulla il massaggio cardiaco durato oltre mezz'ora eseguito dai sanitari del 118. Il camionista, travolto da una Panda all'interno della galleria Carso, è morto sul posto. Il 32enne di origine turca, stando alle prime ricostruzioni, ha avvertito un guasto al mezzo pesante mentre saliva al raccordo autostradale dopo aver recuperato il mezzo al porto di Trieste. Era da poco passata la mezzanotte quando l'autotrasportatore ha accostato, per quanto possibile visti i problemi al motore, ed è sceso dalla cabina nel tentativo di posizionare il triangolo d'emergenza in attesa dei soccorsi. Appena uscito dal mezzo però è stato investito da una vettura in transito, nello specifico una Fiat Panda con al volante un uomo di mezza età. Il tutto è accaduto al termine del tratto in salita del tunnel poco prima dell'uscita per Prosecco. All'arrivo di ambulanza e automedica l'uomo era già in arresto cardiaco ma presentava anche un forte trauma toracico e fratture multiple agli arti. È stato intubato sul posto e massaggiato senza sosta sinché è stato inevitabile dichiararne la morte. In loco per rilievi, viabilità e accertamenti sulla presenza di parti del veicolo coinvolto sull'asfalto, la polizia stradale, i vigili del fuoco e l'ANAS. Maxi truffa nel settore del bonus facciate con crediti d'imposta reinvestiti in beni di lusso. Un'operazione di sequestro di beni per 9 milioni di euro avviata dalla Guardia di Finanza per i due responsabili, entrambi toscani. Il PM ha chiesto gli arresti domiciliari. Un'altra truffa sul bonus facciate. Stavolta i falsi imprenditori edili hanno riciclato 9 milioni di euro di crediti fittizi in ligotti d'oro, orologi di lusso, polizze vita, comprandosi addirittura uno stabilimento balneare con annesso ristorante in una nota località della Versilia. I finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Trieste, coordinati dalla Procura di Pistoia, stanno avviando un sequestro preventivo finalizzato alla confisca di beni e contanti nei confronti dei due responsabili residenti delle province di Pistoia e Massa Carrara, relativi a fittizi crediti d'imposta per bonus facciate e al loro successivo autoriciclaggio, in corso perquisizioni e interrogatori a seguito della misura degli arresti domiciliari già richiesta dal PM. I provvedimenti rappresentano l'epilogo di un'indagine avviata nel 2022 su una società con sede a Trieste. Partendo da questo caso e risalendo la filiera delle cessioni dei crediti, le fiamme gialle sono risalite ai soggetti toscani. La ditta, nella veste di general contractor,
ovvero di un soggetto giuridico a cui il committente appalta la realizzazione di un'opera, ha indebitamente ottenuto il riconoscimento di ingenti crediti d'imposta da bonus facciate mediante fittizie comunicazioni all'Agenzia delle Entrate. Le indagini hanno svelato la simulazione del possesso dei requisiti per accedere all'agevolazione fiscale, ovvero il finto pagamento del 10% dell'opera, nonché una sovrafatturazione abnorme degli interventi edili concretamente eseguiti e in molti casi totalmente inesistenti. In alcune circostanze, proprietari degli immobili le cui facciate sarebbero state asseritamente oggetto di ristrutturazione hanno dichiarato di non aver mai sostenuto alcun lavoro. I crediti d'imposta sono stati poi monetizzati mediante la cessione a diversi istituti di credito ed aziende private. I finanzieri hanno quindi ricostruito la filiera della cessione dei crediti d'imposta fittizi e attraverso una minuziosa analisi dei flussi finanziari successivi all'incasso dei proventi hanno individuato la destinazione finale dell'ingente somma di denaro di matrice criminale. Intervento in forze questa notte di Polizia e Carabinieri in piazza Garibaldi. L'ennesimo pestaggio evidenzia una volta di più l'area come una delle più calde della nostra città. Ancora violenza, ancora in piazza Garibaldi, ancora polizia e carabinieri impiegati in massa per risolvere il parapiglia che ha scosso per l'ennesima volta i residenti di un'area della città dove non sembra esserci la possibilità di avere un po' di pace. Oltre una decina di rappresentanti delle forze dell'ordine sono stati necessari per sedare il diverbio scatenatosi nella notte poco prima dell'1. Un uomo di nazionalità marocchina ha preso a pugni un altro di origine ancora non nota, facendo scaturire un parapiglia con urla che hanno svegliato chiunque abbia la propria abitazione affacciata sulla piazza. Gli agenti hanno avuto il loro bel da fare con l'aggressore, portato via dalla polizia. Il ferito è stato invece trasferito al pronto soccorso dell'ospedale di Cattinara. Ma mentre i carabinieri facevano da supporto all'operazione, ecco che un ubriaco proveniente da uno dei bar ha messo ulteriormente in difficoltà gli operatori, costretti a occuparsi anche di lui. Si tratta in questo caso di una persona già attenzionata con precedenti di polizia che avrebbe minacciato diverse persone lungo la via. Insomma, non c'è pace per la piazza della Madonnina d'Oro. Ed è stato necessario l'intervento del soccorso alpino per recuperare un escursionista triestino di 62 anni che ha accusato un malore sulla cresta del Ponza di Mezzo a 2200 metri di altitudine. I soccorritori della stazione di Cave del Predillo hanno trovato in compagnia di un altro sportivo e non riusciva più a proseguire il cammino. Le squadre di terra si sono portate ai laghi di Fusine, ma non è stato necessario il loro apporto. L'operazione di soccorso è stata risolta dall'Elisoccorso regionale. Il 16 giugno un detenuto del Coroneo è stato ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Cattinara con una prognosi di meningococco batterico. Il paziente attualmente è in isolamento, le sue condizioni sono stazionarie. A seguito del ricevimento della notifica obbligatoria, la struttura di igiene e sanità pubblica ha avviato tutte le misure di prevenzione per limitare il diffondersi della patologia in un'ottica di tutela della salute pubblica. È attualmente in profilassi a scopo preventivo e, come previsto, tutto il personale della casa circondariale è venuto a contatto, più o meno 60 detenuti e 50 agenti di polizia penitenziaria. Asuggi conferma il monitoraggio costante della situazione che non registra nuovi casi. Ora dovremmo essere collegati con la sala operativa della polizia locale. È in linea per noi l'ispettore Schillani, al quale cedo appunto la linea per le consuete comunicazioni che riguardano viabilità e traffico. Buongiorno ispettore. Sì, buongiorno a lei, dottor Bosazzi, e a tutti i telespettatori. Allora inizierei con la mattinata, molto intensa per noi, nonostante siamo in un periodo estivo, ma non festivo, perché comunque c'è molto traffico, scendono molta gente in città e con vari rallentamenti. Alcuni lavori, quello di Mazzini Roma, c'è un cantiere con dei movieri, anche il nostro personale ha coadiuvato questi movieri perché abbiamo avuto delle ripercussioni sia sulla Roma che soprattutto sulla San Spiridione Filzi con dei vari rallentamenti in centro. Inoltre abbiamo un cantiere in passeggio Sant'Andrea, un senso unico alternato regolato da semaforo movieri secondo le esigenze, con dei rallentamenti e incolonnamenti, poi anche un restringimento di careggiate in Campi Elisi all'altezza di Via Carli creano dei rallentamenti soprattutto all'uscita della grande viabilità. Le rive, qui abbiamo dei problemi perché sono interdette varie aree di sosta, oltre alla presenza della nave, quindi tutta l'area di sosta antistante la stazione marittima fino a questa sera o partenza della nave non sarà usufruibile.
Da oggi anche il piazzale Straulino fino a domenica 22 vige un divieto di sosta, c'è la manifestazione a Canestro per la ricerca, quindi dovranno essere installate tutte le strutture necessarie a questa manifestazione, quindi il piazzale verrà sgomberato e non sarà fruibile per la sosta. Per quanto riguarda altre ordinanze, ricordo che da domani inizia il Trische, il Festival Celtico, nella zona del Parco del Ferdinandeo e il Largo Caduti Nassiria, quindi fare attenzione ai divieti, ho ripetuto da vari giorni, perché da domani anche qui dovremo sgomberare l'area. Per quanto riguarda notizie che giungono dall'ANAS, ricordo autostrade 13, non siamo in centro città, ma nella periferia c'è un scambio di carreggiata all'altezza della galleria di Prosecco, con delle ripercussioni soprattutto in entrata città, quindi in direzione Trieste, c'è un incolonnamento di auto articolati con vari rallentamenti anche in direzione Venezia, magari consigliabile l'uscita a Sistiana e percorrere la vecchia provinciale. Una notizia che riguarda invece i ciclisti: è stata chiusa la ciclabile Couture fino al 14 agosto per rifacimento della pavimentazione da parte FVG Strade, quindi anche qui verrà chiusa a tratti, quindi non fruibile per le biciclette. Sempre per i ciclisti anticipo il weekend, ci saranno varie manifestazioni che culmineranno sabato e domenica con il campionato italiano juniores su strada. Si avranno delle notevoli ripercussioni perché domenica sera ci sarà una manifestazione amatoriale dalle ore 20 con percorsi in centro città, quindi si avranno delle ripercussioni sicuro, e soprattutto sabato e domenica, sabato mattina e domenica mattina con i professionisti, fra virgolette, questi ciclisti juniores, che percorreranno via Miramare, il centro città a partire da Porto Vecchio e soprattutto strada costiera, quindi va da sé che, visto anche le previsioni di bel tempo, si avranno delle notevoli ripercussioni per il passaggio della carovana di ciclisti. Altre notizie non ho da fornire, restituire la linea. Grazie ispettore, buona giornata e buon lavoro. Vi ricordo l'appuntamento con Ring subito dopo, intorno alle 21:10, con Laura Fasiolo del PD, Massimo Moretuzzo del Patto per l'Autonomia, Stefano Balloch di Fratelli d'Italia, Maddalena Spagnolo della Lega. Alle 22:20 pensare la sanità per salvare il Paese, un'intervista esclusiva con il professor Luca Antonini, vicepresidente della Corte Costituzionale, e il sondaggio invece riguarda il terzo mandato. Il commissario straordinario dell'autorità portuale di Trieste Monfalcone, Antonio Gurrieri, ha revocato Vittorio Torbianelli dalla posizione di segretario generale dopo averlo confermato nel ruolo appena una settimana fa. Sullo sfondo le tensioni politiche nel centrodestra per la riconfigurazione delle governance delle autorità portuali in più di un porto italiano. Stiamo all'intervista che Gurrieri ha rilasciato veramente pochi minuti fa al nostro Marco Stabile. Commissario Gurrieri, ha destato un certo shock nell'ambiente portuale questa notizia relativa alla revoca, del mandato del segretario generale del porto Torbianelli, che era appena stato confermato, Cosa succede? Intanto togliamo subito di torno gossip strani, perché io non ho litigato con Torbianelli, perché io e Torbianelli eravamo amici ieri e oggi lo saremo anche domani. Detto questo, io non ho ritirato mandato, perché il segreto, questo è un equivoco forte che i tecnici lo capiamo, quelli che non aderiscono a questo genere di persone fanno più fatica. In pratica il facente funzione è un dipendente dell'ente che in quel momento esercita le funzioni temporaneamente del segretario generale. Questa cosa che io avevo fatto una settimana fa e che rifarei se non sapessi che poi ha creato un equivoco di fondo, perché siccome non viviamo sulla Luna o su Marte, ma viviamo in Italia, viviamo in Europa, allora in questo momento italiano particolare, oltre a gestire economicamente e commercialmente tutti i disastri che la geopolitica e le crisi internazionali sta facendo, ma sono impegnati i partiti di maggioranza a cercare un asset, giustamente un equilibrio per tutti i porti italiani, non per Trieste, perciò per 16 porti italiani. In larga parte l'hanno realizzato, ora erano nella conclusione, ma io non essendo avvezzo alla politica evidentemente non potevo seguire se eravamo alla conclusione o meno. Perciò la mia nomina è sembrato che il commissario improvvisamente equivocasse qual è il ruolo, che è quello di precario e soprattutto in una situazione straordinaria, e avesse fatto il segretario generale. E quindi
Quando io sono stato investito da questo equivoco mi sono reso conto che avrei passato più tempo a spiegare l'equivoco che non a togliermi o a togliersi dall'equivoco facendo un'azione che naturalmente prima è stata, non dico condivisa, ma è stata rivolta a Vittorio spiegando quali erano le motivazioni. Se io sapevo però che una settimana fa, quando ho fatto quell'atto, eravamo in costanza di definire tutte le portualità italiane con un asset gestionale di quadra generale, io questa delibera non l'avrei fatto. L'ho fatta nella coscienza tecnica di fare del bene al porto di Trieste. Ecco, appunto per questo Ungurieri presidente quindi potrebbe richiamare Torbianelli in quel ruolo, viste le sue competenze e i cantieri che ha seguito? Ma guardi, allora, a me personalmente, se la gente magari non ci crederà, ma è la verità, mi farebbe solo piacere, però siccome il Presidente si troverà a proporre un candidato in comitato di gestione dove fanno parte la Regione, il Comune, la Capitaneria di Porto e quindi naturalmente dovrà condividere con questi questo nominativo. E sicuramente non ci sarà soltanto Torbianelli in ballo, ma ci saranno anche altri candidati che si faranno conoscere e si faranno verificare se hanno tutti i requisiti possibili e immaginabili per fare il segretario generale dell'ente. Sono 3 le repliche di Tosca. Il Teatro Verdi allestisce l'opera di Puccini nella cornice del Castello di San Giusto, la prima domenica 29 giugno. L'altro anno Turandot, quest'anno Tosca, ma facciamo un passo in più perché quest'anno l'allestimento sarà interamente dedicato al Teatro Verdi e quindi sarà particolarmente adatto all'ascolto e anche alla visione di Tosca in un contesto ovviamente magico, un castello come nell'opera originale. Inizio alle ore 21:15, domenica 29 giugno, martedì 1 luglio, venerdì 4 luglio. Sono 3 le date per Tosca al Castello di San Giusto. Lo spettacolo è stato presentato ieri nel foyer del Verdi e già si annuncia particolarmente interessante, non fosse altro, come lo stesso sovrintendente ha sottolineato, proprio per l'ambientazione, che se da un lato si collega alla vicenda stessa messa in musica da Puccini, dall'altro rimanda ai fasti del passato, quando San Giusto era palcoscenico di grande fascino d'estate per appuntamenti con la lirica che ancora restano nella memoria di chi ebbe la fortuna di assistervi. Logicamente questa edizione di Tosca assume un significato che va oltre l'aspetto artistico. Per noi una prova molto interessante perché consolidiamo una tradizione che abbiamo cominciato l'altro anno e che speriamo possa continuare a lungo anche per la funzione turistica che uno spettacolo del genere può avere per Trieste. Sul podio il maestro Enrico Calesso, regia di Stefania Panighini, scene di Nicolò Cristiano, costumi di Chiara Barichello, luci di Emanuele Agliati. Giuliano Polo non nasconde la soddisfazione per il comparto artistico dello spettacolo. Ci saranno 3 grandi artisti, Fabio Sartori, Elena Pancratova e Ambrogio Maestri, quindi anche la qualità musicale sarà garantita. Si è chiusa ieri con le premiazioni l'edizione 2025 del premio Gianni Stuparic promosso dal Circolo della Cultura e delle Arti. 3 gli elaborati premiati il cui contenuto rende al meglio l'idea di quello che i giovani amano leggere e di quello che i giovani amano scrivere. Come ogni anno in questo periodo il Circolo della Cultura e delle Arti consegna il premio Stuparic, la premiazione al Caffè Rossetti. E come ogni anno gli elaborati dei giovani premiati rendono l'idea di quello che le nuove generazioni amano leggere e di conseguenza scrivere. La professoressa Cristina Benussi così ne riassume i temi. È un ritorno e un recupero di una memoria anche classica che mi ha fatto un immenso piacere perché questa memoria viene riusata e riutilizzata per porre il problema in termini moderni, ma poi i temi e i problemi sono sempre gli stessi. E poi una grande attenzione verso alcuni problemi sociali, come per esempio l'Alzheimer, la vecchiaia, la fragilità, la debolezza, che vengono accoppiati all'intelligenza artificiale. E poi c'è sempre questo tema del viaggio, che però non è la cartolina di viaggio, il ricordo di qualcosa fatto, ma è la ricostruzione abbastanza filologica delle civiltà che scompaiono. Edoardo Rizzo si è aggiudicato il primo premio con un elaborato che collega il Messico al Friuli. La tematica principale è quella della memoria e questa tematica viene declinata secondo vari punti. E il primo punto è sicuramente quello del mais, attraverso il quale si riesce a creare un paragone
tra il Friuli e il Messico. Un secondo punto attraverso il quale si delinea questa tematica della memoria è quello, diciamo, della perdita delle civiltà originarie. L'intelligenza artificiale in un mondo distopico è al centro del racconto di Achille Bozzer, secondo classificato. E parla di un uomo, Peter, un uomo normale che lavora in una fabbrica per androidi assistenti poi in casa di riposo. Il suo lavoro è inserire le memorie all'interno di questi androidi per farli pensare di essere umani. Più collegato agli studi classici il testo di Michele Alessio Riotti, impegnato fra l'altro in questi giorni a sostenere gli esami di maturità. Io ho scritto un saggio sulla figura di Odisseo, facendo un percorso diacronico, quindi elaborando un testo che parlava della sua figura e sulla base delle interpretazioni che ne sono state fatte nel corso dei secoli. Ci fermiamo per la pubblicità, ritorniamo fra un po' con altri servizi, rimanete in nostra compagnia. Entriamo in studio, la discussione sulla cabinovia non ferma le delibere urgenti pronte all'approvazione, variazione di bilancio, Tari, Acquamarina, ma non solo. L'amministrazione comunale ha trovato il modo per superare l'impasse. Abbiamo già allo studio una serie di alternative per sbloccare queste delibere e dare alla città di Trieste quello che sempre si merita: governo. L'amministrazione comunale ha trovato la soluzione per superare l'impasse e garantire il raggiungimento di determinati risultati. C'è una serie di delibere che rimarrebbe bloccata a causa dello stallo sulla discussione della variante della cabinovia, dalla variazione di bilancio alla tassa sui rifiuti, ma non solo, novità anche sul fronte Acquamarina. Quindi la cabinovia, l'iter si può stoppare proprio per avanzare con le delibere urgenti. Succede che ci sono una serie di delibere molto importanti che vanno dalla tassa rifiuti, che porta con la proposta che abbiamo, portano una riduzione, seppur piccola e lieve, per le famiglie. Abbiamo una variazione di bilancio da 36 milioni di euro da portare avanti per gli investimenti per la città. Abbiamo la delibera dell'acqua marina che è pronta per passare, ne ho citate solo alcune. Ecco, ci sono una serie di documenti molto importanti che l'opposizione, nella sua visione, soprattutto della terza di Russo, quella di bloccare tutto perché così si vincono le elezioni, pensa di prendere in ostaggio la maggioranza, ma soprattutto di prendere in ostaggio la città di Trieste, e non ci riusciranno. Infine, stando sul dato politico, l'assessore Bertoli sottolinea ancora una volta l'atteggiamento dell'opposizione, a suo dire irresponsabile. No, non è cambiato assolutamente niente, nel senso che lentamente le opposizioni vengono esaminate e votate, così come vuole il regolamento. Non è cambiato assolutamente nulla nell'atteggiamento di una opposizione assolutamente irresponsabile, perché parlare per ore e ore e ore, per 30-40 ore, ripetendo gli stessi interventi e gli stessi concetti, non è sintomo di intelligenza, ma semplicemente di una opposizione che vuole bloccare con la sua arroganza la città. A livello nazionale abbiamo visto il PD appiattito, PD e Lischlein appiattito sui 5 Stelle e Conte, e i risultati si sono visti. A Trieste, ed è strano davvero, il Partito Democratico è appiattito sugli ordini, sulle posizioni del comandante La Terza. Sul fronte dei contrari alla cabinovia abbiamo raccolto le dichiarazioni di un residente che rischia di vedersi espropriare parte dei terreni per la costruzione dell'opera. La prima osservazione è geologica, perché il monte dove vogliono disboscare e piantare tutti questi piloni sta andando giù, lentamente sta andando giù. Il signore Enrico Pogorels è stato il più citato nella prima seduta del Consiglio Comunale dedicata alla variante sulla cabinovia. La sua casa, un altro fabbricato, un terreno boschivo di sua proprietà si trovano in prossimità del tracciato dell'impianto a fune Mare Carso, pertanto il suo nome figura nella lista dei residenti a rischio di esproprio. In vista del dibattito, in qualità di proprietario, ha presentato alcune osservazioni su ostacoli di carattere geologico di quei terreni e sulle inevitabili ripercussioni economiche per le sue proprietà. Addirittura c'è una cava dove sul colmo dovrebbe andare un pilone che sta crollando nonostante i lavori che stanno facendo per metterla in sicurezza. Cioè, tagliato un bosco per, loro dicono 20 metri in orizzontale, ma in obliquo 20 metri diventano 40. E la seconda osservazione è la completa perdita di valore e di vendibilità dei beni che sono stati accumulati per generazioni. Io stesso mi sono impegnato con dei mutui per comprarmi una casa, cioè sono tutte in questo momento invendibili.
invendibili, quindi ho un capitale invendibile, una casa dove mi passa l'ovovia, mi passa dietro 24 metri e ho una casa dove un pilone, non sono espropriato, ma un pilone è a 13 metri dalla camera da letto. E avere un pilone che lavora 20 ore al giorno e la casa è assolutamente invendibile e inaffittabile. Quindi questo è un danno economico che il Comune non ha nemmeno considerato e che continua con arroganza a non considerare. E poi mi piacerebbe sapere dal Comune i soldi che hanno speso, da dove sono arrivati. Condividere un progetto per favorire la domiciliazione dei pazienti affetti da demenza e lo scopo di un avviso di partecipazione rivolto al terzo settore, pubblicato in questi giorni da Asugi. Asugi, nell'ambito di una serie di programmi per far fronte ai problemi collegati alla gestione delle demenze, ha pubblicato un avviso destinato a quegli enti del terzo settore che desiderano essere inseriti in un elenco di soggetti riconosciuti per prendere parte alla coprogettazione di attività sperimentali di domiciliarità comunitaria a favore di persone non autosufficienti con diagnosi di demenza associata a disturbi comportamentali da assistere a domicilio, ma anche a favore di familiari e caregiver. L'avviso scadrà il 17 luglio. Entro questa data tutti gli enti del terzo settore che hanno titolo per manifestarsi devono chiedere, formalizzare la loro candidatura attraverso il modello scaricabile dal sito aziendale e chiedere di partecipare e quindi di essere preautorizzati in qualche maniera al tavolo di coprogettazione. Una volta accreditati, i soggetti potranno definire ed eventualmente realizzare una serie di interventi per valorizzare la possibilità per una persona affetta da quelle patologie di rimanere al proprio domicilio, per favorire la personalizzazione e la presa in carico, per valorizzare il ruolo dei familiari nel momento in cui diventano caregiver e integrare il loro rapporto e quello di assistenti e badanti nei processi di presa in carico, per rafforzare il tessuto di solidarietà fra enti del terzo settore in quest'ambito, per estendere lo strumento del budget di salute. Il tutto attraverso un sistema integrato di interventi domiciliari sociosanitari professionali sia di prossimità, sia sulla persona, sia nell'ambiente in cui la persona vive. Fondamentale all'interno di tutto ciò è la Regione Friuli Venezia Giulia. Ha introdotto già 3 anni fa questa sperimentazione di un modello di riconversione della cosiddetta retta sanitaria residenziale. C'è un'altra realtà che gioca un ruolo importante ed è il Comune di Trieste. Concorre alla progettualità e a finanziare attraverso il Fondo dell'Autonomia Possibile, la quota del Fondo per l'Autonomia Possibile, una parte, la componente sociale del progetto assistenziale. Quindi ogni progetto assistenziale che verrà affidato alla gestione insieme all'azienda sanitaria a favore della persona avrà una compartecipazione di quota sanitaria nella misura di 1.000 euro e una quota FAP che viene determinata in misura delle regole di accesso al Fondo Autonomia Possibile del cittadino. Importante, il cittadino dovrà compartecipare anch'esso nella misura non inferiore al 10%. È tutto, ci vediamo alle 17.55 con Trieste in diretta, 19.30 il telegiornale, 21.10 circa l'appuntamento con Ring. Buon pomeriggio e a più tardi.